sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Magari prendiamo un caffè. Ti amo, non è bello come sussurrartelo. Ho perso il primo treno, ma un giorno tornerò. Da quando sono laureato ho tanto tempo libero. Oggi non faccio niente, ma va bene così. Non so perché, ma qualcosa di bello prima o poi succederà. Hai letto sul giornale, ci sono novità. Vedrai che finalmente qualcosa cambierà. Liberalizzati i sogni, ma solo quelli usati. Quelli nel cassetto saranno vietati. Oggi non faccio niente, ma va bene così. Non so perché, ma qualcosa di bello prima o poi succederà. E faremo il giro del mondo fino a quando i tuoi occhi non si stancheranno. Da una parte la campagna, dall'altra il mare. Come cantava Samuele Bersani qualche anno fa. Oggi sono una nuvola, domani pioverà. Scusate se vi ho deluso, mamma e papà. Oggi sono una nuvola, domani pioverà. Oggi sono una nuvola, domani pioverà. Oggi sono una nuvola, domani pioverà. Ciao Franz Candoni che nos viarce queste biele serate, o sin ospiti sentimo gentilmente chi presenta Alessandro che sta trascurando i suoi clienti, o sin alle cantenute dal Borg a Udi. Insieme a me che mi ten compagnia ovin Mauro Missana e l'ospite fis è il buon Luciano Lunazzi che alle già l'opera entri le puntate arriverà anche a finire una sua composizione ovin le giornaliste Lucia Burello, quindi mi pare che le serate promettono di essere estremamente interessanti. Io domanderei subito, visto che ho vinto chi Franz che non sa lietare con le sue musiche, Continus, quali sono i tuoi progetti? C'è che tu stai facendo, c'è che tu sapere fare? Sì, anche perché quindi dici una roba importante di Franz Candoni, mandi a tutti e prendi tutti, che questa è una roba importante. Franz Candoni ha fatto un disco, lo sta portando a Torre, ha in periodo anche interviste su un punto perduto, in Slovenia, in Friuli,
insomma in tempo quindi al vuol dire che sta anche chiappante, ecco. E all'ospite esprime due spuntate, dopo per altri cantautori, altri personaggi che metteranno ad un dei progetti proprio che con noi. E che io volevo fare però una domanda curiosa, se tu mi permetti, Mauro. Ma ad esempio, anche che tu citi Samuele Bersani e tu chiappi su una frase su per raccontare una storia, come dici che tu sei il classico capro espiatorio degli spartaliani. Beh, se devo scegliere un capo espiatorio ho scelto il Bersani sbagliato. Comunque non so, è venuta abbastanza così questa canzone. Ho avuto questa immagine di Samuele Bersani, ossia della sua canzone Giudizi Universali. Oggi sono una nuvola, domani pioverà, diceva più o meno così, non esattamente le stesse parole. E niente, ho provato a farci un pezzo ascoltando questi accordi e pensando a tanti ragazzi, anche amici che magari sono in difficoltà perché viviamo un momento un po' di crisi. Infatti questa canzone penso sia la più sociale che ho scritto, tutto quanto. Tutta la chiave di lettura sta nel ho tanto tempo libero da quando sono laureato. C'è bene, Mauro? Bien, sì, dicono che arriva a impiegare utilmente il team. Io approfitterei di far entrare in chiamp le nostre ospite, Lucia Burella, una penne raffinate dal quotidiano, una profonda conoscitrice anche dei aspietti pui peculiari di Udin. Io ti farei una domanda, di Udin che magari non ho conosciuto. Le Udin noir, cioè Udin è sempre stata una città quieta, tranquilla, che lavorava bonde, o sono anche certi aspetti un po' più neri, come che si dice adesso molto neri, molto cupi. Mi sento un po' una minoranza etnica, non perché parlo friulano, ma perché parlo italiano. Può capitare tu, c'è la capitata che fa veramente per furlano, come il capita finalmente che fa veramente per italiano. L'uomo del monte ha detto sì. Oh, finalmente. Ok. Il connubio tra delitto e osteria intanto ci sta tutto, perché voglio dire il 90% di delitti che io ho scovato nelle mie varie ricerche, che partono dall'Ottocento e arrivano fino alla prima metà del Novecento. Tra l'altro. Sì, il prossimo uscirà a Pasqua. Sempre sui delitti. Sì, però della prima metà del Novecento. E lì mi fermo, perché quelli contemporanei non mi piace indagarli, mi piacciono quelli antichi che hanno un po' il sapore alla Poirot. Allora che poi parlare di Poirot in Friuli, insomma, è un azzardo, ma insomma, no, quelli un po' quelli esatto. un po', Allora Lucia, si sfate un mito, le osterie pericolose palfiate, ma non me perché? Ma sì, ma perché? Tabainus di qualche episodio particolare che ti ha colpito? Sì, no, ce n'è uno che ho trattato poi anche ultimamente che è davvero divertente, perché e non tutti lo conoscono e non tutti lo sanno. Fuori dall'osteria al Marinaio sorgeva proprio a lato dove adesso Via c'è Grazzano. In via Grazzano siamo, scusate. Bordi Grazzano. Sì, di fronte all'osteria al Marinaio, anzi a fianco, dove adesso c'è un piccolo parcheggio, sorgeva l'antica chiesa di San Giorgio, che poi hanno demolito e l'hanno spostato più avanti. Allora, l'antica chiesa di San Giorgio aveva una bellissima pala d'altare dedicata proprio a San Giorgio. L'incarico fu dato a questo Florigerio, Sebastiano Florigerio, che era l'allievo del pellegrino da San Daniele, che era un tipo veramente stravagante, divertentissimo, beveva dalla mattina alla sera. C'è la Furlani. Sì, ecco. no, era veneto, però era veneto. Era una bottega in Friuli, ma siamo nel 1529. Allora gli danno questo incarico perché era bravissimo, bravo e dannato, diciamo la verità, un po' come il Caravaggio, sai, era un tipo un po' fumantino. Gli diedero questo incarico, lui eseguì questa splendida pala d'altare, una delle più belle che il Friuli poi abbia mai avuto e tutto quanto. Il giorno dell'inaugurazione, grande festa in chiesa e grande banchetto fuori dalla chiesa, a fianco dove poi adesso c'è l'osteria al Marinaio, gran banchetto e tutto. Il Florigerio non faceva altro che ingollare vino a litrate e a un certo punto, per una lite, per un non nulla, con un sarto che gli aveva fatto male, un risvolto nel nastrino di seta, insomma hanno iniziato a discutere. Questo ha preso il coltello, l'artista,
il giorno dell'inaugurazione della sua pala in chiesa davanti a tutti i preti, tutti in pompa, ha preso, scusa Luciano, ha preso un coltello e gli ha tagliato la gola davanti a tutti. Deve preoccupare Luciano, comunque. Sì, gli ha tagliato la gola davanti a tutti, fiume di sangue, un disastro, bambini, una tragedia. Fu messo al bando dalla città di Udine, presto lo fecero scappare fuori porta per evitare il linciaggio, perché naturalmente i parenti e gli amici è riuscito a scappare e poi si è rifugiato in un convento dove poi ha creato l'opera più bella della sua vita, che era un Cristo morto, e secondo me l'ha fatto un po' così per espiare. Dopo aver ucciso un povero Cristo ha dipinto un bellissimo Cristo morto. Mauro, Questa è carina, questa non la sanno in modo. Una roba interessante che diceva Lucia, perché che altre serie che era per televisione che anche a sotto il Vaticano, pensato sotto il Vaticano, anche a rest di alienos. Ma sono alienas secondo te, qualcuno che è arrivato chissà quanto, o è pur che si può collegare che dite? No, ma chiaro che Lucia ha una risposta per ogni roba. Sì, no, perché noi qui in Friuli abbiamo avuto un grandissimo futurista che era il pittore Ioannis, no? Il quale lavorava a Gorizia ed era un visionario pazzesco che a un certo punto della sua vita scappò da qua perché i fascisti lo volevano far fuori. Lui scappò, andò in America, non si sa bene chi frequentò, gente io penso allucinatissima, tornò in Friuli e lui testimoniò di aver visto atterrare un'astronave, di aver avuto un rapporto diretto con gli alieni, e lui fu l'inventore, perché dopo con pseudonimo scrisse per Urania e fu uno dei più prolifici romanzieri per Urania, e lui fu l'inventore dei incontri ravvicinati del terzo tipo, cioè in America, che hanno fatto tanto di filmoni eccetera, l'invenzione degli incontri alle furlane è friulana, bisogna dirlo. Ecco. Spieghi sperauli di Lucia non quasi mi infurce, se spies quasi. Potevo fargli una domanda, ecco, Lucy è io un esperto in Non fare domande difficili, sì. Ma assolutamente no. Dunque, Lucy, sì, non ti domandi, sì, qui calento morosa, ecco. E Lucy, no, quale morosa? non lo sai, l'ultimo. Chi se lo ricorda? Allora, Lucy però è un'esperta di osterie, ad esempio. Ho fatto una proposta a Luciano, ma non lui. Ma lui ha occupato ha detto che sono troppo freak, no? No, per me Luciano è troppo hippie. Lui no. Luciano scugna per contratto completare le nostre opere. Comunque la San Pier di Chiesta con Osterie, ad esempio Osterie, se Udinto ha scritto una belle storie anche di osterie. Quali sono le osterie che esistono anche mo, che è le più vecchie che è in città di Udine? In questo momento più di una, sono quasi tutte contemporanee, dai, devo dire la verità, perché la più vecchia che è esistita non c'è più, e da pochi anni non c'è più la ragione sociale, che era la nave, però era diventata un bar e non era nel luogo originario, però quella sì era la più vecchia di Udine, perché le prime tracce le ho trovate del 1200 in poi, fino a, esatto, il nome è proprio una ragione sociale che è tornata nei secoli. Adesso come adesso sono più o meno tutte di fine 800, comunque il marinaio, il canarino, anche la ghiacciaia, sono più o meno tutte contemporanee. Beh, insomma, interessante. Adesso faccio tutta la geografia della città, però insomma, diciamo che le più conosciute che di solito frequentiamo sono poi quelle che poi in effetti sono anche le più vecchie, rimaste, pochissime purtroppo. Beh, insomma, esistono dei comitati, esistono delle possibilità di valorizzare, però purtroppo forse anche, non sai, ci sono le autorità ma al di là di quello, ma poi a parte le crisi, le cose, eccetera. No, ma anche adesso io vedo che aprono anche dei locali, però io, i poverini, li capisco, anche i gestori, sono obbligati alle questioni a norma, deve essere tutto a norma, devono fare delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Si rischia di perdere la tipicità, la patina del tempo, l'atmosfera, l'accoglienza. Se vuoi accogliere, no, in una tana, in un lupanare, non puoi arredare come vogliono adesso, lupanare, in maniera parole stupende, lupanare bellissime. Cioè, non puoi mica fare queste cose UFO, tutte assettiche, cioè, ormai si è sperso, no? Io anche per riaprire un'osteria adesso, e come fai a farla, a ricrearla come un tempo?
quasi continuare le stesse sostarie, insomma. Sì, quindi bisogna veramente da fare per tutelare quelle poche rimaste. Io ti tutelare gli arredi anche. Ecco, io ti faccio una domanda, però chi è un arredamento un po' particolare, sì, in un'osteria. Ma qua siamo in un'osteria di uno squilibrato che è praticamente non è squilibrato, scusa. ossessivo Non è compulsivo. squilibrato, è interista. No, questo depone a suo favore, permetto, questo depone a suo favore, l'unica. Però insomma questo è un maniaco, no? I Beatles dappertutto. Grazie, intanto passa davanti alle telecamere. Perché non te di me? Ma è un'osteria o un club? È un'osteria. È un'osteria, no, è poi Però il vino è buono, infatti è buono. Ecco, allora, una roba che volevo Lunazzi. domandare, Lunazzi, per se continua a pitturare perché questa è il tuo compito. Allora, Però un beh, insomma, un bicchiere, per modo di disi. Ecco, prima di passare le canzoni che ascoltarin di Franz Candoni, ecco, fa un'osteria e metti dentro che sono le tue passioni. E è veramente un'impresa particolare, non saresti disi. Insomma è particolare, hai tentato di fare il connubio tra le mie passioni che sono fortemente musicali e il lavoro che sto facendo, insomma, quindi comunque vi dico che per sposare il lavoro di osteria, quindi di mescite, di wings e di quant'altro con la musica ci sta, insomma, no? Assolutamente. Io approfitti, visto che tu sei uno dei più grandi esperti di Beatles e Noi avere lui si intende i Rolling Stones. è locale all'arredamento che le fa nome su che. Come hanno attaccato i Beatles? Sono state fortune o sono state anche grandi capacità che dopo si è trasformata in tal? Indubbiamente il talento forte che avevano era di base, dopo è stata fortuna perché come in tutti i robi sto c'era anche chi, ma sicuramente quello che ha portato al successo è stata la perseveranza. Tu devi sapere che i Beatles crodi siete stati il gruppo che ha fatto i gavette in assoluto di 10. Una roba poco conosciuta. 7 votanti di gavette prima di incidere un disco, quindi loro hanno cominciato benissimo, che avevano 15 design, hanno inciduto il disco dopo il vince un, o a seconda di cui che aveva più e cui che aveva manco, però è stato effettivamente il gruppo che ha fatto più gavette in assoluto. Poi di solito diti che quando loro hanno fatto i famosi 3 stagioni a Hamburgo, che ti volessero per suonare, per vivere di musica, suonare a fare mesi di musica a Hamburgo tra i locali più malfamati del città, che all'epoca era il centro così del divertimento europeo, hanno suonato per 4 mesi consecutivi, 6 giornate su 7, 8 ore stasera. E avevano in repertorio che avevano loro una media di 10 volte 19 fans, 350 tours. Quindi si sono dati da fare. Mi senti Franz Candoni a proposito? Viva i Rolling Stones! E ho sempre Bastian Contrari, Calè, Nestri, a me Lunazzi. Io sono sempre stato a Rolling Stones. Allora, Franz Candoni intanto, sì, Franz Candoni intanto e dopo e torni con le stesse polemiche Beatles, Rolling Stones. Del partito. Sentendo i discorsi ho deciso di fare un pezzo che non faccio da tanto tempo, si chiama L'Alieno. Per immaginare il suo disco volante, le mani lunghe scarne. Pensato di aver visto un alieno, un essere senza viso, divorato dall'acido, ma non era un alieno, non era un alieno. L'alieno forse che mi rapirà e mi porterà lassù per analizzare
innamorato, con dentro le cave, a indossare quel camice. Non era un alieno, Alfa Centauri, passioni di Venus celeste e 13 lune. Vorrei passare con un'astronave, vorrei passare e tornare più. L'alieno non è alieno, l'alieno non è alieno, l'alieno è un pensiero che guardi con sollievo nel sentirti umano. Un giorno pensare di aver visto un alieno, un giorno pensare di aver visto un alieno, ma era umano, era umano. Col passare degli anni quello che fa paura non è un alieno, una nuova avventura, da ciò che conosco che è troppo umano. Più si avvicina più lo tengo lontano, e più si avvicina più lo tengo lontano, più si avvicina più lo tengo lontano. Bravo, bravo. Allora, io avevo di fare una domanda e poi passi là, non sto preoccupato. Allora, volevo fare una domanda a Lucia. Dopo aver scoperto gli alieni, noi avevamo scoperto i Furlans. Allora vuol dire che questa regione è dinamica, è una regione che si fa conoscere bene. Cioè, se a dove vuoi di tirare fuori che serve, no, in questo momento, no? Perché probabilmente in Friuli non so neanche l'idea di queste eccellenze a livello mondiale, no? Infatti questa trasmissione ti dà merito perché tu hai portato Lunazzi, Devi dare merito anche a Messania e a Mauro, esatto. È una triade questa idea nasce A da te ti chiamo per cognome come Trimuti. scuola. Mauro e Mauro non sono bene. Eccola qua un'altra eccellenza. Quest'uomo ha da raccontare. Io vorrei scrivere un libro delle memorie di Lunazzi, perché tu veramente hai conosciuto i più grandi personaggi che hanno fatto anche la storia, insomma, diciamo la verità. Lui ha incontrato i grandi della Beat Generation, perché ecco, poi a lui ecco, uno cos'è, hai giocato a calcio, con lui cosa hai fatto in spiaggia, altro che Inter, qua questo ha... esatto. Comunque sì, ritornando alla tua domanda, certo, ci sono. Io non finisco mai di scoprire cose riguardo a questa regione e devo dire la verità che si parla tanto in Italia di fuga dei cervelli. Non avete idea di quanti cervelli sono fuggiti dal Friuli, che hanno fatto poi la fortuna veramente fuori, sono diventati personaggi importanti. Ma legge un ben che qualche... Ma non solo nello sport, ma nelle arti, nell'architettura, nella fotografia, insomma in tutto, davvero. Questo sì, senz'altro. Dimmi scusa Mauro. Che è un ben che qualche ciurbiale se la via. Certo, io auguro che continuino poi anche ad andare, perché comunque insomma fulani sono. Ma che tornino anche. Sì, poi come tu sei tornato, come tu. Però. Perché torni sempre un po' alla radice. Se puoi girare 30-40, certe cose restano comunque in te. Sia positive che negative, però. Anzi, cartellino rosso, Tolica Gran Parchianiello. No, Parchianiello, no, è che ieri preso nella sua... Sì, dai, non si vergogne, Lunazzi. A proposito di osterie e di grandi personaggi, hai un taglio di vino, con chi l'hai bevuto tu nelle Americhe? Ma con tanta gente, con casini di intenti, con indi importanti. Per esempio un dì era a San Francisco, a parte per Minghetti. Come l'hai incontrato lui? Perché insomma stiamo parlando Lui aveva una libreria Nobil, che è una zona della zona alta di San Francisco, perché va su. Io ero caffetteria. La strada di San Francisco famosissima. E sono tutti che vanno su. Il tenente Stones, chi era? Il tenente Stones. Come Trieste.
Ieri al Caffè Trieste, parlando di Trieste, l'unica roba c'è Che non ti vai per Chiagnelle, che poi perché la conseguenza però l'accento, ecco. Sì, Chiagnelle C'è che Castelli, allora dici una cosa, a parte lui che non Dici ci può una altri cosa. Castelli è quello che ha scoperto Andy Warhol, esatto, galera di Trieste, un gran gallerista l'estate. sì, quando era scampato dopo la guerra, Desares. infatti lui era il tipo che ha scoperto Andy Warhol, che poi ha E tutte le Andy pop art Warhol, in generale. Velvet, tutta la India, girava Giorgio Alessandro, che faceva il film, Super 8, che roba lì. No, che Teams lì, io ieri già al finale, negli anni 80 era già un po' finale di tutta la Big Generation. Però restavo in Ma che tipo era però questo guru della cultura della vita? No, simpatico, però non è che Cosa io... avete bevuto? Bianco o rosso? Ma abbiamo bevuto i primi vini della Napa Valley. No, vale che non si vise perché dopo sono Francis rimasti Ford un po' Coppola, un furbacchione alla Capit, che comunque girava, cominciava a girare negli hippie, quelli che erano più ricchi, l'investimento, ci giravano le Volvo, Station Wagon. che si chiamano Rippi. Vigni anche. Allora ecco l'agriturismo. Ah, visto. Allora lui è andato in Francia. Sempre il Friuli alla parte. Sono arrivati. Fantate, se diseso se si rinca con le canzoni dal nostro cantautore che Cosa sei? anche queste settimane Finito? sì, ma il Ma dai, adesso no, ma c'è che è lui che comanda e i nostri amici al Mannaggia, torne ma eravamo- settimane dopo settimane anche tutto spromettuto E se devo sentire la continuazione della storia. ma esatto, ma le continui dopo che insultai. Ok. Benon, allora, vi salutare. Ben salutato, allora. C'è pieno Franz Candoni. È per l'artrite. Prima di salutare noi come sempre, ahimè, Bing Bang a dite stop, se purtroppo il tempo la dite Mauro svole, vi già fatto 6 mezz'ora di Anche il mus. trasmissione, anche a destra mia. non è finito il Le quadri, Il quadro. È finito. Lucia qua c'è Bravo. l'interpretazione Lunazzaro Bene. di Lunazzi. Lo regaliamo Bravo, a Lu. spettatori. Non fa tanto. Allora, regaliamo in diretta il quadro che ha pegato. Lucia, Sì, ma non si Sì. il quadro di Lunazzi. Cia. Questo è però Meglio della Gioconda, devo dire la verità. La prossima sarà per Sandro e vieni così. Sì, e viene denanti settimane dopo settimane. Bene, allora vi salutare dei maestri. Vi salutati, se la vuoi fare a chiusure. Esatto. Mauro Tonino. Io disares come conclusione che anche usgnotto o l'ingattiase con archi in puite sacchette di culture ho avuto un ospite importante come Lucia Burello che non le dite che non torni perché di rubi san satanti se allora bisognerà approfittare di Sulunazzi ho già scoperto ma te prossimi svolti sicuramente a Zontarin e Timoal io disares di lasciare una biele sciaradura a nostri Franz Candoni. Questa canzone si chiama Ti conosco. Senza speranza, ed è solo tempo a chiedere, sei felice o forse a guardare un'immagine sbiadita negli occhi sfioriti dell'età.
vecchio e ti vedi, ma sei bella così. Cosa manca nella tua vita? Ora hai capito, è una dinamica insensata, hai perso il tuo tempo a chiedere se eri felice o forse a guardare un'immagine sbiadita mentre passava tutta la tua età. Ora che il tuo tempo sta vicino, tieni nel vento, sta vicino, non pensare allo smarrimento, fidati come il vento. Ora che il tuo tempo pensavi che fosse finita, ma tu sei accorta che il mondo è di una gioia e bellezza speciale, anche quando canti con la nota. Vedi il dolore ha trascinato le parole, è più una gioia e bellezza speciale nella tua caducità, nel tuo perfetto dissolverti nei suoni che svaniscono delle tue cangianti forme. È più una gioia e bellezza speciale, io vorrei tanto viverla con te, io vorrei tanto viverla con te, e io vorrei tanto viverla con te. Andy! Anni a noi, buonasera. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te.